Eccoci qua, in questa prima avventura nella città di Sestri Levante. Uno spot che volevo provare da tempo, ho fatto tanta ricognizione anche estiva. Questo torrente, fiume qui vicino mi interessava un sacco. Bella condizione, ha piovuto tutta la giornata di ieri, il mare è rimasto bello gonfio, bello sporco. Abbiamo vicino un porto, tanti pennelli che ci riparano, ma c'è un'onda giusta. Non conosco assolutamente questo spot. La spiaggia è sabbiosa, ma non so se sotto di me troverò posidonia o quant'altro. Quindi il primo controllo, come sempre, sarà il check fondamentale. Siamo partiti abbastanza leggerini, siamo sotto con un 33, 2 ami, cefaletto. E vediamo, sono le 5, sono arrivato un po' tardi perché un po' di strada da fare l'avevo, cantieri pure in autostrada e si parte. Picco di alta distantissimo alle 9, quindi supereremo la fase di alba e in teoria alle 8:30 dovrebbe iniziare a piovere più forte, quindi abbiamo una finestra veramente ristretta stamattina, ma incrociamo le dita e si parte in questa nuova avventura. Di appoggiare lì le canne, vedo una tocca strana, parte, rivà, prendo la canna in mano, aspetto che parte, ferro, sento un peso, ma sento un peso esiguo, infatti è un branzinotto microscopico che adesso slamiamo e ributtiamo subito in acqua. Eccoci qua, primi 20 minuti andati e il nostro check è praticamente andato da sé. Presenza di branzinotti piccoli, quindi siamo sicuramente su una zona di caccia di branzini. Fortunatamente non era un serra perché ci avrebbe tagliato sicuramente l'umore ai primi lanci, vedere già un serra non era una buona cosa. Alga presente, siamo comunque vicino a un fiume, mare è mosso e l'alga può essere un problema, non è tantissima, i nostri cefaletti comunque nuotano perché comunque li hanno visti, ma bisogna stare attenti. Qua 5-20 minuti si continua. Può sembrare piccolo come preda e l'abbiamo rilasciata, ma pescando con il vivo è tutta un'altra cosa, cioè non stiamo pescando con i vermi dove è facile catturare qualcosa, stiamo pescando con un'esca viva, quindi un fattore di difficoltà in più e vedere che comunque c'è movimento fa sempre piacere. Diciamo che la pioggia battente questa mattina avrebbe dovuto farsi viva intorno alle 8-8:30. Alle 5:20 è sicuramente una bella sveglia. Assicuriamoci che non siano più che altro temporali di fulmine, ma non mi sembra questo il caso. Fastidiosa, sì, siamo metti grandi, copriamoci bene, stivali, waders, giacca, cappucci, abbiamo di tutto e di più. Spendiamo 1 miliardo per l'attrezzatura, cerchiamo di vestirci anche adeguatamente nelle situazioni un po' più difficili. C'è movimento, il mare è molto bello, molto bello, bello gonfio. Siamo in una situazione, come vi dicevo prima, riparata. Laggiù in fondo c'è il porto di Sestri che è assolutamente vietato, fanno dei rosoni terribili, mi hanno detto. La spiaggia di Sestri invece è decisamente battuta dall'estate, inverno, tutta la stagione. Non ci sono mai stato, non so perché, ma non... si vede che la vedo troppo inflazionata, troppo distante, non lo so, no, c'è qualcosa di Sestri che non mi ha mai portato qua, salvo questa mattina che sono qua per la prima volta e dopo neanche un quarto d'ora parte già il primo branzinotto, piccolo ma che fa ben sperare.
Adesso stavo controllando un attimo la canna di sinistra e ho trovato un amo staccato, ma il nostro cefaletto è ciucciato anche da questa parte, classico ciucciamento da branzinotto. E adesso lo andiamo a cambiare. Eccoci qua, sono quasi le 6. Un pesce, una tocca, anzi una mangiata. Si naviga un po' a vista. Io adesso ho controllato tutte e due le canne, ho allargato un po' quelle di sinistra perché sono in uno spot nuovo e voglio provare. Non è detto che proprio all'uscita del torrente, del fiume che sia, i pesci devono essere per forza lì. Magari sono leggermente più distaccati dove la corrente è un po' più tranquilla. È un torrentino veramente microscopico questo, l'uscita è piccolissima questa mattina. Quindi il mio discorso è abbastanza generale, non sta smettendo un minuto di piovere. Visto che ne ho in abbondanza, presento sempre cefaletti nuovi, belli vispi. Vicino all'uscita c'è tanta alga, allora ho provato con la canna di destra invece ad allontanarmi in lunghezza dall'uscita. Sono le 6, sperimentiamo, è uno spot nuovo, mi piace l'avventura proprio per questo, perché ti mette sempre alla prova. E più la prova di questa mattina direi che è difficile, anche se lo spot è molto molto semplice. Si continua, amici. Quando inizia la fase, diciamo, autunnale invernale e ritorniamo in spiaggia dopo tutta la fase estiva, è una cosa che adoro. Il silenzio della città, ovunque io sia, ovunque le mie avventure mi portino, il silenzio. Si vive completamente in un'altra maniera la città in cui siamo, è tutto in silenzio, tutto tace, dorme, a parte qualche camion che passa giustamente. Sono le 6:30 di mattina e siamo appena all'inizio di ottobre. Ma questo genere di pesca ci porta proprio in quelle condizioni dove è difficile trovare qualcheduno, soprattutto in Liguria gli spot sono difficili, pochissimi, pesce ancora meno, ma questo genere di momenti è meraviglioso. Silenzio più totale, in attesa. Ore 7, terzo check. La canna vicino all'uscita del torrentino purtroppo è carica di alghe, infatti adesso che ho più luce a disposizione vedo anche un bel botto di roba davanti a me, proprio in prossimità dell'uscita del torrente. Cambiati tutti e due i cefaletti, ripresento subito due cefaletti belli vispi, uno un po' più grande sulla sinistra, le avvicino un po' di più alla zona subito vicina all'uscita del torrente. Una un po' più corta, una un po' più lunga. Incrociamo le dita e vediamo un po' come va questo cambio di luce meraviglioso. Adesso vi faccio vedere l'acqua perché è veramente stupenda.
Stavo risistemando la seconda canna quando lancio la prima, dopo un secondo veramente di numero, parte una svizionata della Madonna, ferro, inizia a saltare verso fuori, è un serrone gigante che coincidenza vuole, io non so come cavolo l'ho preso, ma non ha preso il cefaletto, cioè ha preso proprio gli ami e si è comunque slamato. Sono ami molto piccoli da branzini, di conseguenza ci può stare. Averlo visto saltare mi dà la certezza che era un serra, quindi peccato, ma fa niente. Questa mattina ho anche un particolare avvisatore di abboccata naturale. Questo povero gabbiano che si è ferito un'ala, io continuo a nutrirlo con i cefaliti che cambio, ma la vedo brutta. Adesso si è anche girato, quindi le mie canne non le controllano neanche più, quindi la sua funzione è venuta meno, ma mi tiene compagnia. Eccoci qua, sono le 8, abbiamo visto appena una partenza spaziale di un serrone che ha deciso di farci una sorpresa, ma sorpresa a metà perché ha fatto solo casino. Detto questo quarto e ultimo controllo è stato un controllo di sole alghe, tantissime alghe. Si vede che è cambiata la corrente o sta spingendo diversamente, c'è un'infinità di alghe, proprio algume verde incredibile che soffoca i nostri cefaletti, quindi è veramente un bel problema pescare quando le nostre esche non si muovono più, vengono coperte, diventa veramente un problema. Ultimi due cefaletti li ho allargati un po' più sulla sinistra, distante dalla foce, perché mi sembra veramente carichissima di alghe. Partenza anomala perché non ha tagliato, non ha fatto niente, ha fatto solo casino. Poi Serra lì ha deciso che voleva farci solamente darci un attimo di adrenalina per svegliarci, ma siamo fiduciosi perché io non amo la pesca di giorno, ma rimarrò fino a più o meno le 9, perché alle 9 c'è il picco di alta, un punto particolare che mi auguro, incrocio le dita, ci porti fortuna. Eccoci qua, anche questa battuta giunge al termine. Per la prima volta a Sestri, uno spot che volevo provare da tanto tempo, uno spot di cui sento parlare per diverse tecniche, sia bolognese che a fondo, che a beach leggering, chi col vivo. Ho voluto provarci di persona, uno spot sicuramente molto interessante. Ho fatto 4 ore di pesca, pescando col vivo, tante partenze, tante mangiate. Non sto pescando coi vermi, di conseguenza è veramente interessante il fatto che anche col vivo ci sia così tanto movimento. Branzinotto rilasciato, un serrone partito, ho visto qualcosina di anomalo durante la pescata. Sicuramente una mattinata non facile, ma chi pesca col vivo sa che queste sono le condizioni dove può veramente succedere di tutto. Detto questo, lasciate nei commenti le vostre esperienze qua a Sestri. Mi interessa tantissimo ascoltarvi, leggere i vostri commenti e le vostre esperienze, non per forza di chi viene a pescare col vivo, le vostre esperienze in generale di pesca, che sia a fondo, quello che volete. Non mi interessa, mi interessa conoscere di più questo paese attraverso gli occhi degli altri. Io vi condivido con voi le mie avventure, che sono avventure di pesca, non sono avventure tecniche come piacciono a tante persone. Tante volte vedete come in questa battuta è uscito poco e niente, ma sono una persona che condivide con voi e mi piace sperimentare. Sicuramente Sestri mi rivedrà, voglio provare anche altri 2 punti, voglio riprovare questo spot, un paesino molto interessante che mi ha lasciato l'amaro in bocca. Voglio leggere nei commenti però le vostre esperienze. Qua a Sestri, nella meravigliosa spiaggia di Sestri, è molto grande, ci sono molti spot differenti, anche se sembra tutta una spiaggia di sabbia, in realtà tra pennelli, scogliere e quant'altro c'è veramente da che provare. Io
Vi saluto, vi ringrazio, continuate a iscrivervi al canale, continuate a seguire le mie avventure, perché come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai.